Vicepresidente Bolzonello, oggi è stata rimarcata l'importanza di legare la qualità del Collio allo sviluppo turistico. È così, stiamo lavorando da anni su questa partita, è una partita importantissima in termini di presenza, in termini di qualità delle presenze, in termini anche di capacità di spesa delle persone, degli ospiti che arrivano in Friuli Venezia Giulia e che poi riescono a visitare e a fruire di un paesaggio e di vini così importanti come quelli del Collio. Nel tempo siamo riusciti a creare un prodotto molto significativo, un prodotto che sta dando delle risposte importanti dal punto di vista proprio dei numeri. Promoturismo sta sviluppando questa proposta e devo dire che ci vengono veramente dietro, usando questo termine molto terra a terra, ci vengono dietro molti degli albergatori, dei ristoratori della zona del Friuli Venezia Giulia, in particolare della zona litoranea, perché la possibilità per un ospite che arriva di andare a visitare il retroterra e di godere di queste bellezze e di questi prodotti è sicuramente un plus che va usato e va speso. In particolare il Collio è una delle zone del retroterra del Friuli Venezia Giulia che ci sta dando veramente grandi soddisfazioni proprio per i numeri che attira. Assessore Sciaurli, oggi due notizie positive per quanto riguarda lo sviluppo dei prodotti del Friuli Venezia Giulia. Beh, assolutamente sì, credo che la presentazione delle iniziative del Collio sia di per sé una notizia positiva, nello stesso tempo anche questa scelta di innalzamento qualitativo che il Collio sta facendo per passare come DOC territoriale interamente a DOCG è una scelta lungimirante, coraggiosa, che potrebbe essere addirittura la prima in Italia e potrebbe darci di nuovo quella visibilità e quella primazia che io sono convinto che i vini bianchi friulani meritino nel contesto vitivinicolo nazionale e internazionale. Quindi complimenti al Collio da un lato, nello stesso tempo c'è la notizia positiva della risposta anche del Ministero della Cultura slovena per la nostra richiesta di condivisione con la Repubblica di Slovenia per la candidatura al patrimonio dell'UNESCO del Collio Berda. Credo che questo sia l'ennesima dimostrazione che il rapporto internazionale con la vicina Slovenia, ma anche con l'attenzione nei confronti del territorio, porta a risultati importanti che ci permette anche di pensare agli sviluppi futuri e alle sfide del medio-lungo periodo. Oggi sono stati diffusi anche i dati per quanto riguarda la vendemmia 2017, che sono positivi, sicuramente un vino di qualità nonostante un leggero calo della produzione. Beh, abbiamo avuto un calo della produzione innegabile dovuto alle gelate, dovuto anche a dei fenomeni atmosferici particolari. Questo non significa però che la qualità non sia altissima, cioè, soprattutto nei vini bianchi, del Collio, della parte collinare, che io credo che ci sia un'annata davvero ottima. Questo significa però, come sempre, riuscire a veicolare questa nostra qualità, a farci conoscere e, come abbiamo sentito oggi anche insieme al vicepresidente Bolzonello, a collegare sempre di più il nostro prodotto al territorio, a identificare dietro l'etichetta di una bottiglia un territorio, le sue bellezze, la sua storia, la sua identità, che sono le cose che nessuno può copiarci e può fare altrove.